Tu adesso stai guardando questo video e magari pensi anche di essere simpatico, te lo dico subito, qui no. Forse lo sei nelle 100.000 pagine, gruppi, forum che trovi in giro per internet, ma qui è cinofilia. E qui incredibilmente i cani si rispettano, parliamo di rispetto, un concetto che online sembra completamente dimenticato. Vi leggo alcune frasi vere prese sotto ai miei video. Un Doberman che fa cagare, un mastino senza senso, chiamato cane da veterinario, altri Doberman definiti come segugi, con l'aggiunta che la cinofilia in Italia fa schifo. Un cane chiamato demente. Paragonato a una pistola in mano a un bambino, un'altra razza descritta come il cane più inutile, cani derisi perché testuale, fanno ridere. E infine, razze intere da bandire dalla società civile perché sarebbero bestie potenzialmente mortali, come se attraversare la strada in una zona trafficata fosse, anche sulle strisce, fosse una cosa semplice. Scriverle queste cose anche solo per raccontarvele mi ha urtato, mi ha dato fastidio e ve lo dico chiaro, il cane è un cane, punto. Se dopo la parola cane ci mettete uno di quegli aggettivi, uno di quei nomignoli, chi fa schifo in quella frase non è il cane, siete voi, uno per uno. E non sto qui a discutere, provo a spiegarlo. Il mastino senza senso, il cane da veterinario. Fino agli anni 70 era un cane più asciutto, poi la selezione ha premiato l'eccesso, più pelle, più peso, più massa, per vincere, sì è vero, nei ring qualcuno dice perché la pelle in eccesso, nell'antichità era per gli scotti, lasciamo stare. Oggi ne paga le conseguenze, dermatiti, difficoltà respiratorie, entropion, e voi lo chiamate senza senso, invece di capire che è la vittima di una scelta, di una selezione umana. Questo non è cinismo, è ignoranza. Fate schifo. Il Doberman fa cagare. Quello segugio descrive un fenomeno reale, se vogliamo. La deriva verso linee più leggere, secondo me neanche questo quello che intendono, in realtà è più legato al mancato taglio delle orecchie, ovviamente che lo fanno somigliare per ovvietà ad un segugio, e la coda lunga. Ma il cane non ha scelto queste regole, la propria linea di sangue, lo hanno scelto delle istituzioni fino ad arrivare alla scelta di chi ha deciso gli accoppiamenti. E la cinofilia italiana che schifo fa? No, non fa schifo la cinofilia. Fa schifo chi giudica una razza senza sapere cos'è la zootecnia, cos'è una linea di sangue, cos'è la selezione. La cinofilia non si discute, o almeno con chi non l'ha mai studiata, si spiega. E chi non la vuole capire resta fuori. Il cane demente paragonato a una pistola in mano a un bambino, cazzo, una fantasia, non è demente. Cioè, un cane che tira al guinzaglio non è demente, è un cane senza educazione, gestito da chi non l'ha educato e che verosimilmente è anche nella sua vita una persona ineducata. La demenza, semmai, è di chi scrive un commento del genere, senza sapere niente di educazione cinofila. Poi a me repellono proprio questi commenti, il cane più inutile. Inutile per chi? Ma tu hai idea del sentimento che riversa un proprietario nei confronti di quell'animale che tu stai definendo inutile? Cioè, ma se tu avessi davanti, non nello schermo, ma nella vita, ma tu scendi mai dalla macchina ad un parco cani per dire il tuo cane è inutile, fa schifo, sembra un segugio, un cane veterinario, ma che...
Ma che ci avete in testa? Ma perché dietro la tastiera diventate dei leoni straordinari? Tra l'altro qua si parla di cani, non di leoni. Inutile per chi? Un pitbull da famiglia non è mai inutile. È inutile quando centinaia di persone fanno degli accoppiamenti casuali e dicono che è un pitbull e tu ci credi. Inutile sei tu che non studi e non sei preparato. Perché non fa la guardia come un cane corso? Sta facendo esattamente quello per cui è stato scelto. Essere un compagno, stare in casa. Chi lo chiama inutile non ha capito niente. Ma questo era ovvio. Ma niente di cosa significhi selezionare un cane per la sua funzione e non per quello che leggo su internet. Non perché su internet io ho letto determinate cose, mi hanno detto che. Dice, una volta si dice l'ha detto il telegiornale, adesso si dice l'ha detto internet. Ma che vuol dire? Ma che significa? Cani che fanno ridere perché non reggono un addestramento. Non tutti i cani sono stati selezionati, allevati, gestiti per quel tipo di lavoro. Ridere di un cane che fa esattamente quello per cui è nato non è ironia, è ignoranza travestita da battuta. Ai tempi miei. E qui quella battuta non fa ridere a nessuno, cioè non trovate 100.000 like nel mio canale YouTube, forse in altre piattaforme sì, non fa ridere nessuno, rende solamente giustizia all'inadeguatezza della vostra persona. Adesso il mito più grosso, quello che sentiamo ripetere sempre, ma io questa cosa, guardate, i cani di una volta erano migliori. Falso. Falso, è l'ennesima balla che ci piace raccontarci e che la cinofilia seria ha già smontato da tempo. Un cane è costruito letteralmente, angoli, struttura, proporzioni pensati per un lavoro preciso, specifico. Lo standard in linea del tutto teorica deve aiutare la funzione. Invento un esempio così d'amblè. Un pastore tedesco è costruito con quel trotto per reggere il movimento delle colline tedesche. Dice no, perché il cane è in salita. Ma lo sai perché è in salita? Lo sai perché a quegli anni? No, era zitto, perché magari il tuo commento lo legge uno che sa di cosa parla e fai una figuraccia. Zitto. Dici perché ambia e c'è un motivo, zitto. Vi può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto al bullismo virtuale continuo che devo leggere ai danni del cane, perché qui non c'è nessuno che difende il cane, tutti pa. Ma vi rendete conto che cosa scrivete? Il cane che ricordate da ragazzi non era oggettivamente migliore, vi ricorda solo la bellezza di quel periodo della vostra vita quando eravate giovani voi. Ecco perché i ricordi sembra tutto più bello. Perché se oggi prendi una Vespa 50 Special, anche a me sembra bellissima, ma se la confronto a uno scooter moderno è una merda. Chiaro? Solo che ovviamente per me è bellissima. E sono pronto, e anche è talmente bellissima che l'ho trasferita questa cosa anche ai miei figli. Ma per me è pericolosa, non tiene la strada, c'ha le ruote piccole, ma per me è bellissima. Così fate coi cani. La vostra proprietà transitiva è trasformare quello che erroneamente pensate per un qualcosa di giusto. Incredibile. Questa non è cinofilia, questa si chiama nostalgia, proiettata su un animale, che non c'entra niente. Molti di quei cani stavano legati a una catena tutto il giorno, ai tempi miei e anche tuoi. Ma nel ricordo questo non lo mettiamo mai, perché fa comodo dimenticarlo, no? E infine il livello, se vogliamo, più duro. Le razze da bandire, le bestie potenzialmente mortali. Qui mi tolgo il cappello da narratore e metto quello da comunicatore scientifico, perché è importante.
Io sono un uomo che ama la scienza, non sono un uomo di scienza, ma non sono né un minimalista, tantomeno un animalista. Non parlo con la pancia, parlo con i dati, e i dati, gli studi epidemiologici su morsi e aggressioni, che vi ho già raccontato in altri video, dicono una cosa chiara: la razza da sola è un pessimo predittore del comportamento. Chi chiede il bando non sta parlando di sicurezza, sta mostrando di non aver mai letto un dato in vita sua. Allora chiudiamo dove abbiamo iniziato. Tu che magari sei arrivato su questo canale qui pensando di poter scrivere quello che scrivi ovunque altrove, adesso lo sai. Continua pure, fallo, continua a insultare i cani. Io preferisco che tu possa insultare me o magari qualche altro amico, che sicuramente ne troverai qui, che si metteranno dalla parte del cane e ti lasceranno stare, perché poi qui non facciamo le risse che vi piacciono tanto. Qui i cani non si insultano e qui la cinofilia non si discute con chi non la conosce, si spiega, si cerca di capire, la si ascolta spiegata, poi ognuno è libero di restare o tornare in quello che io chiamo pollaio. Su questo canale trovate cani da lavoro, cani da guardia, molossi imponenti. Tra poco troveremo anche dell'altro. Cani costruiti per esigenze precise, non per necessità narrative, diverse tra loro e tutte legittime. Ma qui una regola non cambia mai. I cani non si insultano. E se dopo un cane tu poni un aggettivo, è come se lo facessi su un bambino. Se dopo un bambino tu metti un aggettivo, buono o cattivo, quello sbagliato sei te. Bello o brutto, se tu poni un aggettivo dopo un cane, quello sbagliato sei te.